Via libera a Veneto 2050, che è la nuova legge che andrà a sostituire il vecchio piano casa. È una legge e quindi non ha scadenza, ma ripercorre le buone pratiche che il piano casa ha fatto fino ad oggi, fino al 31 marzo, quando andrà poi a finire definitivamente. È una legge rispettosa delle autonomie locali, in modo che i comuni possano governare alcune trasformazioni nel proprio territorio. È una legge rispettosa della legge 14 del contenimento del consumo del suolo, ma è anche una legge innovativa con l'introduzione dei crediti da rinaturalizzazione, che sono questo strumento per pulire il paesaggio del Veneto e aumentare il patrimonio di questa straordinaria nostra regione. È inoltre una sfida, perché i crediti da rinaturalizzazione sono uno strumento nuovo che vengono messi a disposizione dei comuni, che dovranno cercare di interpretarlo nei migliori dei modi. È una legge anche contemporanea. Oggi il tema dell'efficientamento energetico è all'ordine del giorno e quindi l'accoglimento anche di alcuni emendamenti all'interno della legge e aver creato un extra bonus fino al 31/12/2020 credo che sia il giusto atteggiamento per far sì che i nuovi edifici raggiungano quell'efficientamento energetico in A4 che permetterà da qui al 2050 di azzerare il consumo all'interno degli edifici. Chiedevamo un cambio proprio di paradigma con questa nuova legge che riguarda il vecchio piano casa. Chiedevamo che si mettesse il massimo di risparmio energetico e il minimo di emissioni di anidride carbonica, perché questa è la nuova grande sfida che abbiamo di fronte e abbiamo un patrimonio edilizio vecchio che è un colabrodo energetico. Abbiamo fatto solo metà del passo che volevamo, rimangono ancora alcuni punti critici, la possibilità di applicarlo nelle zone agricole con rischi per il paesaggio, la possibilità di applicarlo ai capannoni che già sono tanti e vuoti. Insomma, poteva essere una grande occasione per fare veramente il balzo sul futuro e raccogliere fino in fondo la sfida del cambiamento climatico. Ci sarà un'altra occasione perché i tempi stringono e saremo chiamati tutti a rispondere a questa sfida.